Ennesima truffa ai danni di un'anziana a Trieste, ma stavolta il finto carabiniere è stato arrestato dalla polizia. Ieri un altro colpo ai danni di una non vedente, bottino da 30.000 euro. La disperazione di una famiglia rimasta senza casa dopo il devastante incendio che ha distrutto l'appartamento di Via dei Meccanici a Muggia. La proprietaria: abbiamo perso tutto. L'obiettivo di Acegas APS Hang è di continuare a gestire il servizio idrico integrato a Trieste, ma il contratto scadrà a fine 2027, procedura di gara avviata, la multi-utility, noi ci siamo. Via libera del Consiglio delle Autonomie Locali alla manovra di assestamento estivo della Regione che prevede 624 milioni di euro destinati a imprese, infrastrutture, ambiente, agricoltura e sanità. La SUGI ha presentato gli avvisi di coprogettazione per le case di comunità destinate al terzo settore. Per aderire c'è tempo fino al 30 giugno. L'assessore Riccardi: prime risposte a un sistema in cambiamento. Conclusi a Trieste i lavori di riqualificazione di Casa Giardino realizzati nei mini alloggi per anziani fragili nell'ultimo intervento comunale finanziato dal PNRR. Completati i lavori del secondo lotto a Trieste Campus, la nuova palestra inaugurata con il torneo di basket fra giornalisti, politici e iscritti alla cittadella sportiva. Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4 che apre con la cronaca. Ennesima truffa ai danni di un'anziana a Trieste, ma stavolta il finto carabiniere è stato arrestato dalla polizia. Ieri un altro colpo ai danni di una non vedente, bottino da 30.000 euro, vediamo. Maxi truffa ai danni di un'anziana a Trieste, ma stavolta il responsabile è stato individuato e arrestato dalla polizia. L'episodio nella tarda mattinata di oggi. Il colpo è stato messo a segno in un'abitazione di Kolonkovec. Il truffatore, fingendosi carabiniere, si è presentato a casa della donna ed è riuscito a farsi consegnare i gioielli in oro, tutto ciò che l'anziana possedeva. Sul posto la Polizia di Stato a caccia di indizi. Nel corso delle ore, però, il truffatore è stato rintracciato e arrestato. La questura conferma l'episodio, sul quale però vige il massimo riservo. Forse il malvivente era attenzionato da tempo? Un'altra domanda: il truffatore ha agito da solo? Sì, perché in città c'è una banda di finti carabinieri che da settimane sta mettendo a segno colpi in tutti i rioni. Anche ieri i malintenzionati hanno colpito un bottino eccellente, 30.000 euro in oro, la truffa messa a segno nel tardo pomeriggio. Vittima una donna anziana che risiede in via Lucio Vero. Il modus operandi dei malintenzionati è sempre lo stesso. Due uomini si sono presentati a casa della vittima, una donna non vedente. Di nuovo la scusa della finta rapina. I sedicenti militari dell'Arma si sono fatti consegnare tutti i preziosi con la scusa di doverli comparare con quelli della finta rapina. Ottenuti i gioielli, i malviventi si sono dileguati. L'anziana donna ha sporto denuncia alla Polizia di Stato. Ma neanche 20 minuti prima c'era stato un altro tentativo di truffa, sempre ai danni di un'anziana, in via Verga. In quel frangente però la vittima designata si è accorta che qualcosa non andava e ha negato l'ingresso in casa ai malintenzionati. Sorge il sospetto che si tratti delle stesse persone che invece poi hanno messo a segno il colpo in via Lucio Vero. Anche in questo caso è intervenuta la Polizia di Stato. Solo pochi giorni fa, doppia truffa in via Mascagni e in via Rossetti. Protagonista sempre la banda di finti militari dell'Arma che ha raggirato 3 donne, rubando contanti e gioielli. Tutti questi casi sono collegati? Il truffatore arrestato oggi fa parte della banda? In questura le bocche sono cucite. La disperazione di una famiglia rimasta senza casa dopo il devastante incendio che ha distrutto l'appartamento di Via dei Meccanici a Muggia. La proprietaria: abbiamo perso tutto. Vediamo il servizio. Non abbiamo più niente, tutto bruciato. Fatica a trovare le parole per descrivere la drammatica situazione in cui si trova la sua famiglia. A parlare ai nostri microfoni è Elena, la proprietaria dell'appartamento al terzo piano di uno stabile di Via dei Meccanici a Muggia, andato in fiamme ieri sera. L'abitazione è completamente distrutta. Le immagini dei locali sono eloquenti. Ora la prima preoccupazione di questa famiglia è capire dove stare in attesa di trovare una nuova abitazione. E non torneremo probabilmente a casa, troveremo un'altra casa. E siamo tutti salvi, ho anche 2 figli, loro sono scesi, hanno salvato il cane. Io non ero a casa, ma era rientrato mio figlio con l'amorosa ed erano loro 2 che stavano preparando la cena, mentre al piano di sopra ha divampato l'incendio, probabilmente a causa di un cortocircuito dovuto a non sappiamo ancora cosa.
Il cortocircuito rimane una delle ipotesi sulle cause dell'incendio. Il rogo è divampato intorno alle 22. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Trieste con autobotte e autoscala insieme alla squadra del distaccamento di Muggia. All'arrivo dei pompieri tutti gli inquilini del palazzo erano usciti dai propri alloggi, dunque i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme e sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse anche agli appartamenti adiacenti. Sul posto il 118 con 2 ambulanze, i sanitari hanno visitato 4 persone, i vicini di casa, che avevano inalato i fumi della combustione, perciò è scattato il trasporto in ospedale per accertamenti. Anche 2 pompieri sono stati portati a Cattinara, mentre domavano le fiamme sono stati colti da un colpo di calore. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche la Polizia di Stato. C'è però un disperso, il gatto Attila, che per lo spavento è scappato dall'appartamento dato a fuoco. Dunque l'appello della proprietaria per ritrovarlo. E un gatto è scappato, infatti chiederò aiuto per riuscire a trovarlo, un gatto bianco col pelo lungo, che si chiama Attila. E l'altro gatto invece era nel piano di sotto, ha passato la notte da solo, però adesso l'abbiamo tirato fuori. Nuovi sviluppi in merito all'inchiesta sui presunti cecchini di Sarajevo negli anni 90. Vediamo il servizio. Custodiva gelosamente una fotografia di lui in piedi in posa militare, con una sorta di divisa, e sul retro c'era una scritta in lingua straniera. Era una sorta di autorizzazione per accedere alle zone di guerra. A parlare, sentita verbale, l'ex compagna di Lucio Cavanna, il 64enne piemontese indagato dalla Procura di Milano come uno dei presunti cecchini del weekend di Sarajevo, ricchi e facoltosi che avrebbero pagato per sparare sui civili inermi durante l'assedio serbo-bosniaco negli anni 90. Una testimonianza che ha spinto la Procura, con il procuratore Marcello Viola e il PM Alessandro Gobbis, a delegare ai carabinieri del ROS una perquisizione dell'abitazione di Cavanna a Ponzone, in provincia di Alessandria, dove i militari hanno sequestrato un silenziatore e proprio una fotografia che però, secondo la sua legale, ritrae un'altra persona. È la foto di un alpino, non del signor Cavanna, che non ha mai neanche fatto il servizio militare, è il ritaglio di un giornale, di una rivista militare specializzata, e che è stato ritagliato da questo giornale dal signor Cavanna perché la foto gli piaceva, ed è stata poi portata dal suo fotografo per farla incorniciare. Secondo il racconto dell'ex compagna, dietro quella foto ci sarebbero stati anche dei cerchi o delle righe, una sorta di conta delle persone uccise durante i presunti safari della morte. Cavanna, interrogato a metà aprile, si era avvalso della facoltà di non rispondere e in una memoria aveva detto di aver riportato racconti e storie sentite da altre persone, ma mai vissute. Anche all'ex compagna, con la quale avrebbe millantato di aver ucciso delle persone nell'ex Jugoslavia per giustificare i suoi incubi notturni. Per quanto riguarda il resto del materiale sequestrato, c'è stato un silenziatore che aveva acquistato anni or sono in Francia e che lì è sempre stato di libera vendita, e una sciabola a doppio filo che è un ricordo di suo zio morto moltissimi anni fa. Cavanna è la quarta persona iscritta nel registro degli indagati dopo l'ex camionista friulano Giuseppe Vegnaduzzo e l'imprenditore brianzolo Luca Radice, oltre a un ex cacciatore toscano che deve ancora essere interrogato. Il 29 giugno è previsto un incontro tra gli inquirenti italiani, belgi e bosniaci che insieme a Eurojust hanno avviato indagini in tutta Europa. Approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri. L'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, parla di un grande risultato. Sentiamo. Un risultato importantissimo, l'approvazione del regolamento rimpatri, che abbiamo ottenuto grazie al lavoro di mesi della Lega nella Commissione Libe e oggi in Parlamento europeo. Un regolamento che consente di trasferire fuori dai confini europei gli irregolari, tutti coloro che delinquono e coloro che non possono rimanere in Italia. Colpisce l'approccio della sinistra, che anche in questo caso ha dimostrato di giocare una partita contro l'Italia. Importante incontro con istituzioni e portatori di interesse sul futuro del servizio idrico integrato. Acegas, APS e AMGA punta a proseguire con la gestione. Avendo dato, a nostro avviso, e dando un servizio eccellente, ma questo ce lo dicono il regolatore, ce lo dice ARERA, ce lo dice chi come autorità dà ogni anno 2 anni le pagelle ai gestori italiani, per questo puntiamo a continuare a fare bene il nostro mestiere per cercare di dare la migliore acqua a questa città.
Dopo una gestione trentennale del servizio idrico a Trieste, nel 2027 il contratto con Acegas APS Amga andrà in scadenza, ma l'obiettivo della multi-utility è chiaro: continuare a gestire il servizio. Oggi l'incontro dal titolo Acqua di Trieste, una storia che guarda avanti, nella sede operativa di Via Svevo. Un momento di confronto che ha coinvolto istituzioni, mondo accademico e portatori di interesse del comparto idrico e dei servizi pubblici locali per offrire una riflessione ampia sulle sfide che attendono il servizio idrico integrato. Il dibattito verte sul rinnovo della concessione del servizio. La procedura per la gara pubblica europea è già stata avviata. Certo, è già iniziata la procedura di gara per i prossimi 10 anni, quindi 28-38, però questo non esclude altre formule. La politica della Regione è di avere un unico servizio idrico e un unico servizio rifiuti. Trieste è un'eccezione perché la proprietà della rete idrica è della Acegas, quindi in questa eventuale gara chi dovesse vincerla deve pagare alla Acegas una cifra che loro stimano a 180 milioni, vanno verificati, comunque sono cifre molto importanti. Quindi diciamo che su Trieste la cosa è anomala, va detto però che il servizio è buono. 190 milioni di euro sono il valore stimato di rimborso che il subentrante, qualora non si proseguisse con Acegas, dovrebbe versare alla multi-utility, cifra che rappresenta il valore residuo di investimenti effettuati negli anni e non ancora ammortizzati sul territorio, ma come si diceva l'obiettivo di Acegas è quello di restare. Ma certamente perché pensiamo di essere in grado di dare anche per il futuro un ottimo servizio, di fare gli investimenti importanti che serviranno per questo territorio, per traghettare nei prossimi decenni Trieste all'interno di un contesto di sicurezza, di resilienza idrica in un momento in cui il cambiamento climatico sta effettivamente cambiando molte cose. Dal canto suo il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza plaude al lavoro svolto da Acegas fino ad ora. Chi gli dà 190 milioni alla Acegas? Io credo che la Acegas deve continuare a gestire come abbiamo fatto in questi anni, prima con Illy, adesso con Di Piazza, ripeto, negli ultimi 30 anni abbiamo fatto delle cose bellissime. Muggia scarica a Trieste, prima scaricava a mare Muggia, Sandoligo scarica a Trieste, depuratore, ripeto, abbiamo uno dei migliori depuratori d'Europa, questo andava fatto e quello abbiamo fatto. Avanti con la Acegas sempre. Via libera del Consiglio delle Autonomie Locali alla manovra di assestamento estivo della Regione Friuli e Venezia Giulia. La manovra di assestamento estivo del bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia mette sul piatto al momento 624 milioni di euro, una dotazione destinata a crescere durante l'iter consiliare che si concluderà a luglio. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole unanime del Consiglio delle Autonomie Locali. La quota più consistente riguarda infrastrutture e territorio con 186 milioni di euro, seguita da attività produttive e turismo 104 milioni di euro, ambiente ed energia 85 milioni, risorse agroalimentari, forestali e ittiche 70 milioni e sanità 55 milioni. Completano il quadro 36 milioni per cultura e sport, 27 per patrimonio e sistemi informativi, 13 milioni di euro per lavoro, formazione e istruzione, 3 milioni 400 mila euro per la protezione civile e 3 milioni 300 mila euro per le autonomie locali. Gli investimenti come leva per lo sviluppo, l'attenzione particolare anche al settore produttivo attraverso iniezioni di risorse in termini di liquidità per le imprese anche agricole. Questo è un segnale che ha sempre contraddistinto il nostro sistema economico grazie all'utilizzo dei fondi di rotazione e al rafforzamento delle linee finanziarie per i confidi anche in termini di garanzia e di contribuzione integrativa. Previsti inoltre fondi per il sostegno alle imprese, l'accesso al credito, la filiera agroalimentare, la sicurezza idrogeologica, le comunità energetiche, la viabilità e il sostegno alle locazioni. In ambito sanitario sono stanziati 55 milioni con risorse dedicate anche a progetti di prevenzione oncologica e al diabete. E poi c'è un'attenzione che viene rivelata assolutamente importante da parte del rapporto, oltre che sull'export anche sul turismo, un settore di grande traino e di sviluppo di questo territorio dove continuiamo a ritenere che ci siano potenzialità ancora inespresse ma che sono ormai attenzionate dai tanti curiosi e turisti per una vacanza che non sia soltanto per le famiglie ma anche per i singoli all'insegna del turismo lento, ma non solo, della riscoperta di siti naturali piuttosto che di siti di interesse storico ed archeologico.
Il report de Rev sulla comunicazione social delle regioni italiane e dei rispettivi presidenti vede il Friuli Venezia Giulia occupare la terza posizione di una classifica che vede prima la Lombardia e seconda la Puglia. Colpisce, per quel che concerne la nostra regione, la continua progressione. Nel 2022 era decima, l'anno dopo sesta, nel 2024 quinta, lo scorso anno quarta. Asugi chiama a raccolta il terzo settore per coprogettare una serie di servizi per le case di comunità. C'è tempo fino al 30 giugno per partecipare via PEC all'avviso di coprogettazione finalizzato alla realizzazione di azioni di sistema per lo sviluppo delle case di comunità, emesso da Asugi a favore del terzo settore. Secondo i criteri specificati nell'avviso, gli enti del terzo settore idonei a partecipare saranno chiamati a coprogettare con Asugi e gli ambiti territoriali sociali attività ed interventi per rendere le case di comunità veri e propri punti di riferimento per la salute. All'avviso possono partecipare tutti gli enti del terzo settore, volontariato, promozione sociale, imprese e cooperative sociali iscritti al registro unico nazionale del terzo settore da almeno 6 mesi e attivi con almeno una sede operativa nel territorio di competenza di Asugi. La casa comunità non è soltanto una risposta esclusivamente sanitaria, è una risposta di integrazione sociosanitaria e quindi è evidente che la progettualità e la componente le intere componenti del sistema possono migliorare quella che è la risposta ad un bisogno che si è trasformato in maniera importante nel tempo. Con il bando chiediamo la partecipazione dei diversi enti del terzo settore proprio ai lavori dei tavoli di coprogettazione, quindi gruppi di lavoro che eleggeranno e realizzeranno dei progetti con risorse regionali importanti per costruire e sviluppare attività a supporto delle case della comunità. 5 sono i percorsi: abitare, accoglienza, disagio giovanile, formazione, lavoro, inclusione sociale, integrazione sociosanitaria. Tra i risultati che Asugi si attende, attività che promuovono stili di vita sani, socializzazione e scambio intergenerazionale, iniziative di incontro pubbliche o a domicilio per ridurre marginalità sociale e isolamento, con specifiche attività di sollievo e sostegno per i caregiver. E infine affiancamento nell'informare la popolazione sulle case di comunità per favorire l'accesso agli stessi servizi. La dotazione finanziaria iniziale, a valere su fondi regionali, ammonta ad 1 milione di euro per gli anni 2025-2026, con stanziamento analogo per il 2027 e il 2028. Secondo il direttore generale Asugi Antonio Poggiana, il bando e le caratteristiche stesse rappresentano un passaggio fondamentale per la sanità pubblica del futuro, unitamente ad altri progetti già entrati in vigore. Conclusi a Trieste i lavori di riqualificazione di Casa Giardino, realizzati quindi 6 mini alloggi per anziani fragili nell'ultimo intervento comunale finanziato con il PNRR. 6 nuovi mini alloggi protetti per 11 anziani non autosufficienti sono stati realizzati e oggi inaugurati all'interno della residenza Casa Giardino di via Marchesetti nel rione di San Luigi. Si sono infatti conclusi i lavori di riqualificazione del primo piano della struttura, destinata ad ampliare le soluzioni abitative per persone anziane che vivono situazioni di fragilità e disagio abitativo. Gli appartamenti, dotati di tecnologie per favorire l'autonomia e collegati alla rete dei servizi sociali e sociosanitari, consentiranno agli ospiti di vivere in un contesto assistito, evitando quando possibile il ricorso all'istituzionalizzazione. Sono previsti servizi di assistenza domiciliare, pasti, pulizie e sistemi di domotica per agevolare la vita quotidiana. Un segnale forte, l'ennesimo segnale forte. Oggi riceviamo Casa Giardino, inauguriamo Casa Giardino che completa così il trittico del centro per l'anziano assieme a Casa Serena e Casa Bartoli. Un centro per l'anziano che intendiamo comunque rinnovare e valorizzare ancora di più con un nuovo centro per l'anziano per dare supporto e cura e un servizio sempre migliore alle nostre persone anziane e fragili. L'intervento, concluso con 38 giorni di anticipo rispetto ai tempi contrattuali, rappresenta l'ultimo dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in capo al Comune di Trieste. Le opere hanno riguardato l'adeguamento strutturale e sismico dell'edificio, il rifacimento degli impianti, l'efficientamento energetico con cappotto termico e impianto fotovoltaico, oltre all'installazione di sistemi antincendio e di sicurezza. L'investimento complessivo ammonta a oltre 2,5 milioni di euro, sostenuto da fondi ministeriali e da un cofinanziamento del Comune di Trieste. Un tassello importante di PNRR
PNRR, perché questo è volto soprattutto agli anziani, quindi va nell'ottica dell'attenzione che l'amministrazione comunale continua a dare agli anziani della città, ma è anche un tassello importante perché va a siglare la fine di tutti gli interventi PNRR che abbiamo realizzato in città e che abbiamo portato a casa, ad eccezione di uno che ha avuto una risoluzione in danno dovuti alla non attività dell'impresa. Tutto il resto il Comune ha portato a casa, quindi grande soddisfazione per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Cerimonia di premiazione a Roma per la Regione. La campagna di comunicazione Io scelgo te ha ottenuto una menzione speciale allo Smartphone d'Oro 2026, il premio nazionale dedicato all'innovazione digitale nella pubblica amministrazione. Il progetto è stato premiato per l'attività di promozione dei corsi di laurea in infermieristica e delle università di Udine e Trieste, con l'obiettivo di valorizzare la professione infermieristica e favorire il ricambio generazionale nel sistema sanitario. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo fra poco. Trieste Campus ha inaugurato nuovi spazi all'interno della struttura di via Locchi, con la fine dei lavori del secondo lotto del progetto, ma l'espansione non si ferma qui. Un mini torneo di pallacanestro fra una squadra con i colori del campus, politici e giornalisti, che per la cronaca se lo sono aggiudicato, ha cesellato questo pomeriggio l'inaugurazione del secondo lotto di Trieste Campus. I lavori hanno ristrutturato completamente la palestra polifunzionale al chiuso con gli spogliatoi e la tribuna da 190 posti, uno shop di attrezzatura sportiva, gli uffici, 2 ulteriori spogliatoi, un wall of fame che racconta per immagini le attività del campus, nonché il rifacimento del tratto di marciapiede lungo via Locchi. Quello che manca ancora è che sono iniziati i lavori, finiranno a breve il fotovoltaico sul tetto, ma diciamo che è un dettaglio importante, ma un dettaglio. L'attività sportiva finisce così questa prima parte di quello che sono i lavori di Trieste Campus, frutto di un partenariato pubblico-privato, il primo sportivo del Friuli Venezia Giulia, e diciamo che per noi è un momento, è un traguardo, ma sicuramente è un inizio per altre importanti attività che andremo a svolgere nel prossimo futuro. L'impianto fotovoltaico consentirà di produrre l'80% dell'intero fabbisogno energetico del campus. L'investimento complessivo sulla struttura supera i 9 milioni di euro, circa 2 milioni e 700 mila euro di fondi pubblici investiti dal Comune. Questa palestra l'abbiamo rinnovato in tempo record, inizio dei lavori nel febbraio 25 e fine dei lavori nell'ottobre 25, quindi in 8 mesi siamo riusciti, grazie all'importante impegno che ci ha messo Summer, l'impresa Rosso, ma anche il Comune Trieste, siamo riusciti a donare un altro piccolo gioiello alla città di Trieste, con anche un investimento economico molto importante, perché stiamo parlando di 3 milioni e 100 mila euro, dei quali 1,5 milioni è stato a carico del Comune di Trieste. La struttura, fortemente voluta da Enrico Summer, grazie ai nuovi spazi può contare su nuove associazioni sportive in partnership, ma il successo di Trieste Campus è dato dai numeri. Oltre 1.400 sono le famiglie coinvolte nelle diverse attività, i centri estivi avviati lunedì vedono già più di 1.300 iscritti. E nella partitella inaugurale nel triangolare hanno vinto i giornalisti. Significativo impegno dell'Associazione Dinamici di Monfalcone a favore di Asugi, l'acquisto di una strumentazione in grado di individuare linfomi sentinella che andrà a velocizzare determinate procedure. Grazie ai proventi della passata edizione di Ottobre Rosa Take Care of You, l'Associazione Dinamici di Monfalcone ha donato alla struttura complessa di medicina nucleare dell'ospedale di Cattinara un'apparecchiatura per l'individuazione del linfonodo sentinella. La sonda per la radiochirurgia guidata consentirà di potenziare ulteriormente l'attività diagnostica assistenziale per i pazienti con carcinoma della mammella e melanoma. Ci permetterà di ottimizzare quello che è il flusso operativo, nel senso che adesso avevamo una sola sonda che viene utilizzata il giorno prima dell'intervento chirurgico in medicina nucleare. Il giorno dopo in sala operatoria viene utilizzata la stessa sonda. Avendo 2 sonde non abbiamo più il problema del trasporto da una struttura all'altra, quindi si agevolerà sia l'attività della medicina nucleare ma quella anche in sala operatoria. La collaborazione fra Asugi e l'associazione data da almeno un decennio ed è improntata specificatamente sull'umanizzazione delle cure. Ci siamo concentrati molto sulla umanizzazione degli ambienti, umanizzazione delle cure e oggi su una donazione di una tecnologia sanitaria all'avanguardia utile sempre per il paziente oncologico. Quella situazione è una situazione importante.
che con dinamismo e grande generosità da anni sta sostenendo il sistema, quindi noi non possiamo altro che essere grati e valorizzare questa forma di collaborazione che mette insieme tutte le forze per cercare di organizzare le risposte sempre in modo migliore, in questo caso anche con delle forme, strumenti, tecnologie migliori. Per l'associazione Dinamici, l'acquisto di un macchinario a favore di Cattinara rappresenta una sorta di cambio di passo e non è detto che non individui una nuova strategia da seguire. Noi siamo sempre stati orientati appunto sugli spazi ospedalieri, sull'umanizzazione, in questo caso invece abbiamo puntato sulla diagnostica, perché l'associazione punta all'umanizzazione dei percorsi di cura e la diagnostica fa parte di un percorso di cura del paziente oncologico. Perché Trieste? Perché comunque anche se noi siamo considerati un'associazione un po' più isontina, in realtà i nostri pazienti isontini arrivano alla medicina nucleare di Trieste per tutto questo tipo di esami, per cui ecco perché così dinamici anche su Trieste. C'è ancora qualche posto per l'appuntamento dal vivo con Cinciutti in programma a partire dalle 19 di venerdì al lavatoio di San Giacomo. L'ingresso è gratuito su prenotazione. Tutti gli autori del foglio satirico leggeranno i propri pezzi. Siamo in compagnia di Marco Englaro, coordinatore di Cinciutta alla vigilia di un appuntamento importante perché venerdì a partire dalle ore 19 Cinciutta sarà live al lavatoio di San Giacomo. Perché questo appuntamento? Perché il Cinciutto è cartaceo, lo facciamo girare tutti, è una pagina di satira sociale, qualche raramente a volte politica, ma insomma ci divertiamo un sacco. E l'idea era quella di far partecipare tutte queste 15, 20, 30 persone che partecipano ordinariamente dal vivo, perché dal vivo uno rende molto di più, è molto più divertente, perché la pagina uno la legge, ma è così, invece verranno recitati alcuni pezzi, qualcuno leggerà i propri, due bravissime attrici faranno la loro parte nel recitare quello che qualcuno non vuole fare e quindi cercheremo di far divertire tutta la gente, perché questo è l'obiettivo. Sarà dunque una sorta di happening, se vogliamo, dai. Sì, durerà un'ora e mezza, sarà un happening, ma una prima prova, perché sappiamo già che è quasi tutto esaurito, per cui praticamente è una prima prova, poi vedremo se spostare a teatro questa cosa qua. Resterà aperta fino a domenica in Sala Xenia la mostra collegata alla 7ª edizione della Biennale di Ricamo Contemporaneo, che quest'anno si collega all'arte dell'illustrazione letteraria. Si intitola C'era una volta un filo, la mostra inaugurata alla Sala Xenia, 7ª edizione della Biennale di Ricamo Contemporaneo, promossa dall'Associazione Culturale Trieste Ricama con il contributo della Regione. Il percorso espositivo porta il ricamo artigianale al di fuori della dimensione propria per farlo diventare strumento narrativo e visivo, in forza della sua possibilità di interpretare e restituire contenuti complessi attraverso un dialogo fra codici espressivi differenti. Le opere in mostra, più di 100, traggono infatti diretta ispirazione dai volumi illustrati e dai calendari di 5 artiste di riconosciuta qualità e ne riproducono gli universi visivi: Michela Occhi, Sarolta Szulowski, Vesna Beneditic, Carlotta Zanettini e Martina Campagnolo. La mostra resterà aperta fino a domenica e, come sottolinea Miriam Silverio, direttrice artistica dell'associazione, prevede una serie di appuntamenti che andranno ad arricchire l'esperienza dei visitatori. Ci sarà la possibilità di incontrare le illustratrici, ma ci sarà anche la possibilità di provare a ricamare, quindi ci sono dei ricama lab dedicati a bambini o dei ricama lab dedicati ad adulti. E un'altra iniziativa di cui siamo molto felici è anche Nati per leggere, che è uno di questi pomeriggi leggerà ai bambini e alle bambine che si sono iscritte alcuni dei libri appunto illustrati da queste illustratrici. C'era una volta un filo sarà però anche un'occasione per la stessa associazione di raccontare se stessa. Oltre appunto a questi ricami ispirati dalle illustrazioni, ci sono tutti i ricami che sono realizzati dalle allieve della scuola, che appunto esiste a Trieste da più di 20 anni e negli anni ha raccolto più di un centinaia di allieve.
Bene, questo è l'ultimo servizio del notiziario di Tele4, vi ricordo l'appuntamento in diretta di nuovo domani dalle 7 alle 10:15 con Sveglia Trieste, poi naturalmente i 2 appuntamenti con le notizie alle 13:20 e alle 19:30, i telegiornali di Tele4 con tutte le notizie raccolte nell'arco della giornata. Grazie per averci seguito e buona serata.